Non intendono fermarsi gli agricoltori che ieri si sono concentrati al bivio Tumarrano di Cammarata San Giovanni Gemini per rivendicare i loro diritti e che hanno già organizzato diverse riunioni e partecipato a scioperi e sit-in di protesta. Se continua così, dicono, ci muoveremo verso Roma. E in una nota il Comitato degli Agricoltori di Cammarata, San Giovanni Gemini, Castronovo e Musso Meli e tutto il comprensorio sottolinea come sia necessario non demordere dalla protesta contro le politiche agricole comunitarie, dicendo un fermo no al cibo sintetico, chiedendo la rivisitazione della PAC, aiuti immediati e urgenti per le aziende a causa della forte calamità naturale che il comparto sta attraversando. L'importazione dai paesi extraeuropei ci danneggia, la globalizzazione sta portando alla morte la nostra economia, lo dice Giuseppe Dadi, che è uno dei promotori del presidio, rappresentante di uno dei comitati spontanei che stanno protestando in questi giorni in tutta Italia. Subiamo un aumento impressionante dei costi produttivi a partire dal gasolio, eppure i nostri prodotti vengono svenduti, dice Giovanni Castronovo, che è un giovane imprenditore agricolo. Di fatto, conclude, lavoriamo in perdita perché i vincoli che ci impone l'Unione Europea stanno calpestando la nostra dignità.